Risponde Petrarca con Dudu Costa, Alba, Cividini e Vitale. Mantova che manovra con Parrell che guarda il piazzamento della squadra. Vedete Chitola per Parrell, Cabeza arretra per Parrell, Parrell per Di Guida per Chitola, Chitola che lancia, intercetta subito Dudu Costa, Vitale che avanza, scambia con Cividini che fa partire il tiro, ma Ricordi è ben piazzato e fa ripartire subito la manovra del Mantova. Chitola per Cabeza, Parrell che allunga, Chitola per Di Guida, Parrell che cerca l'imbucata per Cabeza, ma è ben piazzata la retroguardia del Petrarca e riparte la squadra padovana. Ancora Alba per Cividini per Alba, manovra articolata, mister Giampaolo che a mo' di vigile cerca subito di dare indicazioni alla sua squadra. Bel pallone per Cividini, ma è Parrell ben piazzato che mette in calcio d'angolo. Panchina del Mantova in questo momento seduta stile Messa, nessuno che parla. L'assenza di mister Milella relegato in tribuna si fa sentire. Tiro di Alba che in questo momento viene ancora deviato. Dopo 2 minuti di gioco è il Petrarca che propone questo schema su calcio d'angolo. Mantova che è piazzato a zona in questo momento. Vitale batte indietro su schema per... È incredibile il tiro di Cividini che Ricordi fortunosamente devia ancora in corner dalla parte opposta. Batte sempre Vitale su schema. Bello il tiro di Dudu Costa, ma Ricordi è pronto a respingere questo pallone e palla in fallo laterale con i neri di Padova che ripartono. Alba che cerca la finta, Di Guida va in pressione, Vitale pressato da Cabeza, Parrell e il Mantova che sta cercando di alzare un po' il baricentro, ancora Di Guida in pressione con Parrell libero in mezzo, lotta 1 contro 1 su Alba e è bravo il laterale spagnolo ad uscire e far ripartire la sua squadra. Ancora Dudu Costa che cerca Vitale intercettato da Chitola e Parrell che può far ripartire il Mantova. Parrell ancora, parte il tiro, è bella la risposta del portiere Moretti che mette in calcio d'angolo e quindi è il primo calcio d'angolo del Mantova in questa prima frazione di gioco. È Di Guida sulla lunetta per Parrell e Cabeza che prova ed è ancora Juca che tenta dopo la respinta di Moretti di mettere dentro. Riparte subito un rilancio lungo, Vitale che tenta il disturbo per Ricordi, attenzione Ricordi forse con un po' di superficialità esce fuori dall'area e l'arbitro dice che l'intervento del portiere biancorosso è avvenuto dentro l'area, ma forse c'era un tocco anche fuori. Bella la girata in questo momento di Cabeza che dalla sinistra mette a lato, una bella staffilata. La ripresa ancora di Moretti che cerca subito il rilancio lungo per Cividini, ma viene murato da Chitola. Nel frattempo si stanno scaldando i giocatori del Mantova, vediamo in piedi già Salas e Dimas. Dalla parte opposta anche mister Giampaolo sta facendo scaldare 2 dei suoi. Bello il tiro da lontano di Cividini, forse senza pretese, ed è Ricordi che riparte per Parrell da solo, scambia con Di Guida, Chitola per Cabeza cerca l'1 contro 1. In questo momento è Dudu Costa che va su Cabeza, ma Cabeza forse respinta questa imbucata di Cabeza che cercava Parrell che nel frattempo si era proposto al centro dell'area. 3 minuti giocati, ancora 0-0 qui dal Neolù di Mantova, con il Mantova che riparte. Oggi Mantova azzurro Natale per la squadra mantovana, visto che si gioca bianco-rosso tutta la stagione, ha pensato bene di giocare in azzurro per le feste natalizie. In questo momento iniziativa di Alba che però, ecco i primi cambi di mister Giampaolo, escono Vitale e Cividini, entrano sul terreno di gioco, ci sembrano Urio
e Del Pizzo. Anche il Mantova inizia le prime rotazioni, vediamo pronti ad entrare Dimash, Parrell che sbaglia l'imbucata, attenzione, si trattengono sia Parrell che Urio, e la signora Carradori della sezione di Roma 1 dice che è fallo per il Petrarca, che in questo momento batte con Del Pizzo. Del Pizzo per Alba, Alba che cerca la finta di Guida che lo contrasta e guadagna una rimessa laterale. Di Guida per Chitola, Chitola per Cabessa dalla parte opposta, Cabessa cerca l'1 contro 1 e cerca l'imbucata per Parrell. Bella la palla presa dal folletto mantovano per Di Guida per Parrell, Parrell per Cabessa, il giro palla del Mantova molto articolato, Parrell che perde palla clamorosamente su Dudu Costa che cerca di andare al tiro, ma è bravo Chitola in una scivolata stile Marcialonga a mettere in fallo laterale questa iniziativa. Sulla palla andrà Del Pizzo, che non ha il pizzo ma la barba, e rimessa per il portiere Moretti. Moretti per Dudu Costa ancora per Alba, Alba che cerca, il Mantova cerca in questo momento di andare in pressione, sempre Alba che è attaccato da Di Guida, non sa più da che parte andare, si butta a terra e guadagna un fallo di esperienza, molta esperienza per Alba. Il direttore di gara ha decretato questo fallo e riparte ancora il Petrarca. Petrarca che in questi primi minuti sembra molto determinato e è un buon possesso palla. Nel frattempo è entrato sul terreno di gioco anche Dimash con il 77, tirato a lucido oggi Dimash per questa occasione. Ancora Di Guida che scambia con Dimash per Chitola. Nel frattempo la retroguardia dell'Italian Coffee è già piazzata. Di Guida per Dimash a sinistra, guarda il piazzamento, cerca anche lui l'1 contro 1, ma Del Pizzo è ben piazzato e costringe ancora Dimash a andare sui ricordi. Riparte nel frattempo Di Guida per Dimash per Cabessa tiene palla stile pivot anni 80 con la palla tra i piedi, nessuno che si propone. Nel frattempo scarica per Di Guida che calcia di destro ed è ottima la risposta di Moretti a terra, che risponde al tiro di Guida, che adesso cerca di andare a contrastare Alba che in questo momento è sceso a difesa della propria squadra. Ecco, nello stesso ancora Alba diciamo è un po' il jolly di questo Petrarca. Nel frattempo viene murato ancora da Chitola che viene chiamato al cambio. Insieme a Di Guida entrano sia Leleco che Micheletto, il numero 7 e il numero 5 del Mantova. Ancora Vitale che nel frattempo è rientrato sul terreno di gioco. Vitale per Shaker, che è il nuovo acquisto di casa Petrarca, prelevato in settimana dal Lido di Ostia. Fino a questo momento una buona stagione per lui, il centrale difensivo che si era reso protagonista nelle buone prestazioni del Lido di Ostia. Intanto è il Mantova che attacca ancora con Leleco per Dimash per Micheletto, costretto ad arretrare il Mantova in questo momento, attaccato sempre da Shaker, e ricordi che con i piedi rilancia per Cabessa che si strattona per Vitale, si gira bene Cabessa ma la sua conclusione finisce alta. Bella girata del pivot brasiliano che però finisce alta sopra la tavola. Nel frattempo riparte la manovra del Petrarca con Cividini, ma riconquista Cabessa per Dimash che va all'1 contro 1, cerca di smancare Leleco, parte il tiro e ancora la parata di Moretti che risponde al mancino del capitano virgiliano. Ma nel frattempo Dimash che riparte per Cabessa che viene atterrato, ma per gli arbitri non c'è nulla. Forse è una trattenuta abbastanza evidente del numero 6 Del Pizzo, ma per la signora Carradori non c'è niente e fa ripartire il Petrarca.
ancora Del Pizzo per il numero 3 Cividini, ancora per Del Pizzo, esce Ricordi, il portiere si avventa con una uscita abbastanza pericolosa, poteva andargli peggio, ma nel frattempo riparte il Mantova con Micheletto che viene murato da Vitale in rimessa laterale. Diciamo di Ricordi che si avventa sul pallone forse in maniera pericolosa, in quel caso il rimpallo fosse andato male, poteva finire chissà dove, meglio che sia finito lontano. Ancora Leleco per Dimash per Bueno che nel frattempo è entrato sul terreno di gioco. Bueno va a lottare all'1 contro 1 con il numero 3 del Petrarca Cividini, che viene chiuso sia da Bueno che da Leleco in rimessa laterale. Intanto Del Pizzo pronto a fare questa rimessa. Ricordiamo, sono passati 7 minuti di gioco, il risultato sempre sullo 0-0 qui dal Neolù per il classico Mantova-Petrarca. Non siamo al Nou Camp di Barcellona, ma siamo al Neolù di Mantova. Ancora Bueno che approfitta di una leggerezza del numero 8 Shaker. Si è sentito leggero e Bueno giustamente voleva approfittarne, ma nel frattempo riparte il Petrarca. Cividini cerca di manovrare, Micheletto si danno a sportellate con il numero 7 Virgiliano e la palla finisce in fallo laterale. Fino a questo momento c'è un discreto equilibrio in campo tra le due squadre e direi che buon Petrarca e un Mantova che forse aspetta, diciamo, il gioco dei padovani. In questo momento il tiro di Shaker, il nuovo in casa a Padova, si è già reso protagonista in questa partita e guadagna questo calcio d'angolo con Ricordi che apre la mano e la mette fuori. Ecco, calcio d'angolo per il Padova, è pronto Alba che va alla conclusione, altissima, a prendere il nido di rondini chiuso, perché in inverno le rondini sono in letargo. Riparte nel frattempo Leleco per Bueno per Leleco cerca ancora Mantova che non ha una manovra sicuramente fluida come il solito, ma è Alba che si invola l'1 contro 1, è bravo Micheletto a contrastare Alba che cerca di destreggiarsi. Il Mantova guadagna ancora palla, è sempre Bueno che è intelligente e il Mantova che conquista una rimessa dal fondo con Ricordi, ma forse una leggerezza della difesa mantovana che non ha ancora calibrato il peso di questa partita. Micheletto nel frattempo per Dimash, un Mantova che attacca con Leleco che si propone, riceve palla in questo momento per Bueno che è costretto a dare palla indietro per Ricordi fa ripartire Dimash ancora per Leleco. Mantova schierato in questo momento con un 2-2, Dimash per Bueno che scarica per Micheletto, prova ma la palla è a lato e c'è anche una deviazione del numero 3 Cividini. Sì, deviazione, la signora Caradori ha visto giusto, anche senza occhiali in questo caso. Corner solare e va Dimash a battere dal dischetto. Nel frattempo è Bueno che prova su corner, è entrato sul terreno di gioco al posto di Micheletto anche Salas, reduce da 2 giornate di squalifica, e il Ciolo rientra in casa Mantova e è pronto a deliziare la platea con i suoi doppi passi. Forse la sosta gli è servita per capire. Intanto è Leleco che prova la conclusione ma viene murato. È ancora Leleco che riprende, passa per Ricordi per Dimash imbecca Salas, proprio Salas di cui stiamo parlando. Salas salta l'uomo e viene atterrato, ma un fallo incredibile che il direttore di gara ha pensato che Salas abbia un calo di pressione e quindi non ha decretato il calcio di punizione, ma forse è un calo di zuccheri per Salas. E nel frattempo è rientrato anche Chitola e fa ripartire proprio Salas per Chitola per Dimash. Difficile oggi per il Mantova trovare lo sbocco in questa retroguardia ben piazzata. Ha preparato molto bene mister Giampaolo la partita qui questa sera, ha schierato un Petrarca molto tosto e guardingo in difesa. Bueno per Salas per Chitola. Il Mantova fatica a trovare spazio nella retroguardia
degli uomini neri di mister Giampaolo. Ecco Dimas intanto nel frattempo che tenta il dribbling, ma viene murato in rimessa laterale che Chitola va a battere con Salas. Salas ancora per Dimas, Dimas che tenta di saltare ma due uomini su di lui. Salas ancora per Chitola e Petrarca che si chiude ancora in maniera egregia la difesa della propria retroguardia. Chitola per Salas, Salas cerca un gioco di prestigio per Dimas, Dimas che anche lui cerca di saltare l'uomo in questo momento. Dimas va via, crossa in mezzo e la ribattuta di Lobuglio ancora in corner. Ha tentato l'imbucata Dimas sul secondo palo, anche se forse non c'era nessuno. Adesso in questo momento ancora Dimas per Salas, Salas per Bueno, Bueno che tenta l'uno contro uno, cerca di saltare l'uomo e si salva in questo momento il Petrarca con il numero 4 Dudu Costa che mette in fallo laterale. Scambio nel frattempo Salas Bueno, Bueno per Chitola e Bueno che va al tiro ma ancora sopra la traversa. Mantova che ha trovato qualche occasione da rete, ma palle soprattutto per attenzione di Moretti o anche un po' di imprecisione non gli hanno permesso di arrivare alla marcatura. Nel frattempo è Del Pizzo che scambia per Sciacher, Sciacher si propone su palla di Alba ma la palla è lunga e finisce sul fondo tra le braccia di Ricordi, che si ricorda di far ripartire la sua squadra. Chitola per Dimas, nel frattempo Dimas per Cabeza, Cabeza con questa bicicletta all'indietro. Salas per Dimas, Dimas ancora il Mantova che ha un possesso di palla lungo ma fatica a trovare dove bucare la retroguardia del Petrarca, che a volte difende in 4, a volte difende in 3 e anche quando non difende con nessuno non fa passare il Mantova. Cabeza nel frattempo cerca l'1 contro 1 contro Dudu Costa, la palla ancora indietro per Chitola, Chitola per Dimas, Dimas ancora sull'1 contro 1 con Alba, Alba ancora Salas, Salas e nel frattempo il Petrarca avanza il baricentro e costringe il Mantova ad arretrare. Mantova che non riesce a trovare il bandolo della matassa in questo momento. Cabeza ci prova lui, palla al piede, Cabeza per Chitola, bella la palla per Cabeza, parte il tiro, incredibile, incredibile a lato. Cabeza non è preciso e mette a lato una palla invitante di Chitola che gli dice questa è nel vassoio dei primi piatti, ma lui se la beve e nel frattempo riparte Alba, Alba contro Chitola, Alba l'1 contro 1, parte il tiro di Alba, uscita bellissima di Ricordi, ma nel frattempo riparte il Mantova con Salas, Salas per Cabeza, Cabeza che non è attento ancora per Salas, incredibile, salva ancora Del Pizzo, ma nel frattempo c'è stato un fallo di Urio su Cabeza, intervento forse che merita qualcosa in più. Cabeza rimane a terra e nel frattempo arrivano in campo i sanitari del Mantova che mangiano bene, perché due sanitari di prestanza, medico sociale e massaggiatore del Mantova, che a Mantova si mangia bene, e per non, diciamo, cambiare la tradizione portano in alto il nome della cucina mantovana. E Cabeza che esce dal terreno di gioco e nel frattempo viene sostituito da Leleco. Intervento veramente da censura stile ventennio, però oltre al calcio di punizione l'arbitro ha detto che non si poteva andare. Il Mantova prova questa punizione con Leleco, sono stati giocati 12 minuti sempre 0-0, il Mantova che dalla destra batte con Leleco, questo calcio di punizione dentro per Dimas, Dimas che si aggiusta la palla, prova il tiro, è ancora deviato in calcio d'angolo. È sempre Del Pizzo che scivola con le scarpe e mette in corner.
Ci prova adesso Parrell a battere, cercando Dimash, ma la retroguardia del Petrarca, diciamo, sempre ben piazzata. Ancora Di Guida murato sempre da Del Pizzo. E Mantova che non riesce a scardinare la difesa a doppia mandata della squadra padovana. Ancora Di Guida nel frattempo che riceve palla Dimash che guarda il piazzamento dei compagni, cerca l'1 contro 1, è Vitale che lo va a contrastare, Dimash che non trova spazio, passa indietro per Parrell guarda il piazzamento dei compagni per Dimash che allunga la palla, fa una finta, parte col sinistro, parte il tiro, incredibile conclusione di Dimash sull'esterno della rete che cercava l'incrocio dei pali, ma nel frattempo è il portiere Moretti che cerca Shaker, ancora il numero 6 per Del Pizzo che va su Di Guida che cerca di difendere, bravo Ricordi ad anticipare la conclusione e a mettere in fallo laterale con il Petrarca che a 12 minuti e 30 si accinge a battere questa rimessa laterale con Vitale, che farà questa rimessa vitale per il Petrarca Padova. Vitale dentro per Del Pizzo che Parrell conquista palla e ruba, ma attenzione, è il numero 3 Cividini che va sul contrasto e costringe il Manto a dover ripartire, ancora con Cabessa che chiama l'aiuto di Parrell, sguardo d'intesa con Cabessa, palla alta per lo stesso Cabessa che salta l'uomo ma viene murato da la difesa del Padova e quindi ancora Mantova che è costretto a dover ripartire da fallo laterale. Di Guida ci prova in questo momento a sinistra, dentro per Parrell con Chitola che bellissimo il gol di Parrell, incredibile appoggio pivot di Cabessa che la mette sul piatto per Parrell che non si fa pregare e buca così Moretti, portando finalmente in vantaggio il Mantova. Dopo 13 minuti di gioco, fino a questo momento il Mantova che aveva faticato molto a trovare, ecco che infatti mister Giampaolo chiama ai ripari i suoi, perché fino a questo momento partita impeccabile del Petrarca che subisce gol da una manovra bellissima di Cabessa che ha difeso palla, spalla alla porta, ha appoggiato per Parrell che in corsa ha calciato un bel tiro terra-aria che non ha lasciato scampo all'incolpevole Moretti. Mantova così in vantaggio quando mancano 7 minuti alla fine della prima frazione di gioco. È una partita che fino a questo momento è stata molto complicata per il Mantova, perché è un Petrarca molto ben schierato da mister Giampaolo. Gol importantissimo per i virgiliani, oggi in pigiama azzurro. È tutto pronto per questo calcio d'inizio sulla rete. Ancora Cividini che fa ripartire i suoi. Cividini per Del Pizzo indietro per il portiere Moretti che calcia avanti per il numero 15 che è entrato sull'arena di gioco, che è Acco, anche lui un nuovo acquisto arrivato nelle ultime 24 ore con un charter speciale del presidente Paolo Morlino, che quando si tratta di fare campagna acquisti e mercato non si fa proprio mancare niente, e quindi è il nuovo acquisto Acco che mette subito dentro palla per il numero 3 Cividini che viene murato da Chitola in fallo laterale. Petrarca che va adesso sulla rimessa laterale con Del Pizzo che chiama il pallone, dice stiamo giocando a futsal. Qualcuno pensava che vediamo Dudu Costa per il portiere, incredibile il tiro di Moretti, bellissima azione anche questa del Petrarca, e la difesa del Mantova che ha murato il tiro di Moretti. Attenzione in questo momento l'elenco ammonito dalla panchina, come al solito abbiamo qualche direttore di gara che è un po' permalosetto. Qui a Mantova si vede che l'aria della Valpadana fa male ai direttori di gara, specialmente i direttori di gara che vengono dal centro Italia in giù, che non sono avvezzi alla pianura padana e alla nebbia.
e Cabessa intanto che manovra per Parrell e Dudu Costa che allontana. Non si capisce cosa sia successo in panchina, ma il signor Manzione, sorridendo e sogghignando, ha estratto il suo cartellino giallo all'indirizzo di Leleco, che non sembra proprio averlo preso con molta filosofia. Nel frattempo riparte Parrell quando mancano 14 minuti alla fine della prima frazione di gioco e cerca di far ripartire il Mantova. 5 minuti, scusate, qui qualcuno mi corregge, ma l'orologio va e viene purtroppo e c'è un po' di nebbia, come abbiamo detto prima, qua al Neolù, e quindi mi ero perso un po' il tempo. Ecco ancora Cividini che manovra, scambia indietro con Dudu Costa scambia dentro ancora con il numero 3 Cividini che va al tiro e mette nel 7. Bellissima conclusione di Cividini che pareggia per il Petrarca. Un'azione bella, veloce del Petrarca che sorprende il Mantova, e 1-1, pareggio meritato della squadra di Giampaolo, con Cividini che non lascia scampo a ricordi e la mette nel 7, dove il ragno si era appollaiato ma è stato disturbato da questa conclusione del pivot di casa Petrarca. Nel frattempo entra sul terreno di gioco anche con il 16 Matteus che è entrato al posto di Chitola. Nel frattempo il Petrarca riparte e Parrell che conquista palla, ancora Cabessa per Matteus, Cabessa sulla palla, è ribattuta la conclusione del numero 88 brasiliano che non trova spazio. Dicevamo di una difesa del Petrarca molto ben piazzata oggi, concentrata, intelligente, e che costringe il Mantova a cercare soluzioni a volte difficili. È Parrell nel frattempo che riparte con Leleco, che ha fatto di nuovo il suo ingresso sul terreno di gioco dopo essersi guadagnato un bel cartellino giallo dalla panchina, col signor Manzione che lo ha ammonito. E nel frattempo Parrell cerca in velocità di far ripartire il Mantova, cerca di bucare, ancora Parrell che viene murato in questo momento ancora da Del Pizzo, dove non arriva Del Pizzo arriva qualcos'altro e ci pensa Cabessa adesso a ricevere e a calciare a lato. Del Pizzo va a terra, parla con Cabessa, i due si spiegano con le mani più che con la parola, ma tra brasiliani in campo funziona anche così. Nel frattempo il Petrarca riparte con Alba cerca una soluzione, passa indietro per il nuovo entrato in casa Petrarca, Acco per Alba che cerca il piazzamento dei compagni. Anche il Mantova in questo momento cerca di andare a chiudere tutti gli spazi, ancora Cabessa che viene fermato incredibilmente, ma il signor Manzione non fischia un fallo abbastanza plateale. Purtroppo nel frattempo il Mantova riparte con Parrell che cerca ancora il piazzamento dei suoi, ma il Petrarca è già piazzato con il 2+2 di mister Giampaolo. Parrell per Matteus dentro per Cabessa che non aggancia e cerca di controllare la palla. Nel frattempo il rilancio di Moretti per Cividini che ci prova di testa, ma la conclusione è sbilenca. Parrell riparte con Cabessa che cerca di girarsi sull'uomo, Cabessa prova, viene murato ancora il pivot biancorosso e sull'ennesimo fallo laterale è mister Giovanni Luongo, oggi il vice di Pino Milella, relegato nella piccionaia del Neolù per scontare il secondo dei 2 turni di squalifica rimediati nella infima notte della partita contro il Sandro Abate Avellino. Le due squadre si consultano, i mister danno disposizioni a un time out
chiesto dal Mantova. Siamo a 3 minuti e 40 dalla fine della prima frazione di gioco. Ricordiamo il risultato 1-1, dove alla rete di Parrell ha risposto maestosamente un acuto del bomber Cividini. Mantova che riparte con Dimash, Dimash per Bueno, Bueno si gira, bellissimo il gol di Bueno, si gira su se stesso, ragazzi, è una cosa spettacolare, un gesto atletico di una bellezza incredibile. Leleco scambia, mette dentro e Bueno non si fa pregare stavolta a bucare Moretti, riportando avanti il Mantova con una rete d'autore. Bravo Kinder Bueno. Adesso il Petrarca cercherà di reagire come alla prima rete, ma il Mantova che è in possesso palla con Micheletto. Micheletto scambia con il portiere Ricordi, Ricordi per Leleco, Leleco viene pressato dal numero 8 Shaker, ancora lancio lungo ma ci pensa ancora Dudu Costa, nel frattempo Dimash prende palla, Dimash la difende ancora con Shaker che cerca di andarlo a contrastare, palla per Ricordi, Ricordi non ha nemmeno il tempo di rilanciare, la palla finisce in fallo laterale. Una partita diciamo abbastanza equilibrata in questo momento, con folate da una parte e dall'altra, e nel frattempo è Moretti che fa ripartire il suo Petrarca. Palla per Dudu Costa per Alba, Alba attaccato da Dimash e giustamente la signora Carradori decreta il fallo del laterale verde oro che si è aggrappato stile koala alle spalle di Alba. Ancora il Petrarca adesso che manovra con Alba, Alba per Dudu Costa lancia per Shaker, Shaker che va su Bueno, Bueno che difende, palla che finisce sul fondo e farà così ripartire Ricordi per il Mantova. Ricordi che parte per Leleco, Leleco porta palla, arriva a centrocampo, scambia sulla destra per Micheletto che carica il destro per Bueno che è costretto a retrocedere per Dimash, Dimash ancora per Bueno, Bueno per Dimash, Dimash per Micheletto, Micheletto per Dimash, Dimash per Leleco, Leleco per Bueno che è a destra, cerca di accentrarsi, scambia ancora indietro per Leleco. Fa fatica il Mantova a trovare spazio, ripetiamo, nella ottima retroguardia di mister Giampaolo. Micheletto ancora per Leleco, Leleco ci prova di sinistro ma la palla arriva tra le braccia di Moretti che fa ripartire il suoi, ancora Cividini sulla palla, 1 contro 1, Micheletto, Cividini allontana Leleco, una situazione che ormai era resa difficile con Micheletto e Bueno che entrambi si erano fatti una Moretti, ah no, Moretti è in porta dall'altra parte, scusate, e riparte il Petrarca Padova, palla che nel frattempo finisce sul fallo di fondo e come sempre Del Pizzo fa ripartire, anzi no, è corner di Del Pizzo all'indietro per il numero 3 Cividini, Cividini murato da Bueno, Bueno fa muro, Bueno fa gol e Bueno contrasta. Fase d'attacco per il Petrarca, il signor Manzione decide di mettersi a contare, Dimash conquista palla, Micheletto da terra ancora, confusione al limite dell'area ma alla fine sbroglia tutto il nordico Chitola che allontana e fa ripartire l'azione del Mantova, ma nel frattempo è il Petrarca ancora che manovra e cerca spazio tra la ragnatela virgiliana, se ne va sulla fascia, bella azione nel frattempo di Dudu che cerca di fare quello che può ma la conclusione finisce alta. Ricordi che non si ricorda dove è finita la palla e la cerca tra le maglie della rete. Riparte Chitola, 1 minuto e 30 alla fine della prima frazione di gioco, ricordiamo i falli, 3 per il Mantova, 1 per il Petrarca, 2-1 il risultato con reti virgiliane di Parrell e Bueno, per il Petrarca Cividini.
Nel frattempo Dimash cerca di manovrare per Salas. Il Ciolo è rientrato sul terreno di gioco per cercare di dare un po' di profondità alla squadra virgiliana. In questo momento non c'è Cabeza sul terreno di gioco, quindi Bueno che cerca la conclusione, e prima del Pizzo e poi lo stesso Moretti mettono in calcio d'angolo il tiro del Kinder virgiliano, che al suo primo anno di Serie A con la rete di questa sera arriva a 7 marcature in campionato. Calcio d'angolo nel frattempo con Dimash decide la soluzione lunga, bella conclusione al volo del Ciolo Salas, che ci prova ma la palla finisce a lato. 50 secondi alla fine con Moretti che rilancia e Salas che colpisce di testa, e Cividini che cerca di difendere il pallone e guadagna una rimessa laterale che batterà Del Pizzo sulla metà campo. Ancora Del Pizzo dietro per il nuovo acquisto Acco che manovra palla. Acco scambia per Shaker sulla sinistra, cerca un'imbucata ancora ben respinta da Bueno. 30 secondi finali di questa prima frazione di gioco, dove Mantova, che in questo momento cerca di andare a riposo a difendere questo importante vantaggio contro un ottimo Petrarca. Ecco ancora bello scambio del Pizzo per Cividini, ma il Mantova è ben piazzato. Ci prova Moretti a far ripartire la sua squadra. Moretti per Acco per Dudu Costa per Cividini ancora per Acco che parte in velocità, esce Ricordi e conquista la palla quando mancano 10 secondi. 9, 8, 7 e va bene così per entrambe, e Chitola accompagna la palla a bere il tè caldo negli spogliatoi. Finisce così la prima frazione con il Mantova in vantaggio per 2-1. Ricordiamo le marcature: ha segnato Parrel, ha risposto Cividini e poi ancora Bueno per il Mantova con il 2-1 con cui si va a riposo. Gli arbitri controllano la regolarità delle reti, del tabellone, si controllano se sono presenti e fanno ripartire la gara. Vitale subito per Alba, Mantova che in campo con gli stessi 4 con cui erano partiti nella prima frazione di gioco, con Di Guida, Chitola, Parrel e Cabeza. Risponde il Petrarca con Vitale, Cividini, Alba e Dudu Costa. Vitale per Cividini che manovra, tiene palla e scarica ancora per Alba che cerca di partire dalla distanza. Alba contro Di Guida, manovra e Alba va via. Di Guida, parte il tiro di Alba, incredibile, insidioso il sinistro di Alba, con Ricordi che forse tocca con un'unghia e mette in fallo in calcio d'angolo. E Vitale sull'angolo per un Dudu Costa che pensa di colpire una mongolfiera e calcia altissimo, con Ricordi che fa partire Parrel per Di Guida per Parrel ancora con Di Guida che si propone al centro dell'area. Chitola per Cabeza in posizione di laterale, cerca di saltare Alba, e ancora Cabeza che cerca di mettere in mezzo, ma Alba intercetta e Alba che se ne va, salta un uomo, salta il secondo, ma conclusione da dimenticare per il numero 7 spagnolo del Petrarca, e Mantova che può ripartire con Di Guida e Chitola che chiama i suoi ad avvicinarsi. Parrel laterale di destra con Chitola per Di Guida ancora per Parrel per Di Guida, Parrel ancora per Chitola per Cabeza guarda il posizionamento di Guida che riceve palla in questo momento. Di Guida cerca di mettere dentro ed è Vitale che va a contrastare e nella difficoltà mette in calcio d'angolo, con Mantova che va a battere dalla lunetta con Di Guida chiama lo schema in mezzo per Parrel. Chitola tenta ma cicca clamorosamente la palla, anche se il Mantova si salva e riparte con lo stesso Di Guida per Chitola per Cabeza di suola, di punta, di piede, e Parrel per Cabeza per Di Guida va al tiro e allontana Vitale
ma ancora Di Guida sulla palla, Di Guida che è costretto ad un ciabattamento in calcio d'angolo su pressione del Petrarca, che va ancora in corner con Vitale. Mantua che si piazza, Vitale che cerca di mettere dentro per Cividini, ma allontana ancora Chitola. Petrarca che conquista l'ennesimo fallo laterale, che andrà a battere Dudu Costa. Dudu Costa si avvicina alla signora Caradori, batte questo sì, ed è un fallo. Sorridendo il buon Del Pizzo ha salutato Ricordi e gli ha fatto sentire che anche se non ha il pizzo è in campo. In compressione nel frattempo tra Di Guida e Chitola, con Petrarca che riconquista la palla su fallo laterale con Alba. Alba per Dudu Costa guarda il piazzamento dei compagni, buona difesa di Cividini, ancora per Dudu Costa, il capitano del Petrarca, cerca ancora Alba che cerca di affondare dalla destra ma respinge Chitola, conquista palla a Cabeza, imbuca Parrell da solo sulla destra e l'uscita di Moretti che smanaccia e allontana, ma il Mantova rimane in possesso di palla in fase di attacco con Chitola che difende la palla dall'attacco ancora del Pizzo. Del Pizzo ha tentato la scivolata ma è Parrell adesso che imbuca Cabeza perde la palla per un veloce Alba che capisce le intenzioni del pivot e fa ribaltare l'azione, e ancora Cabeza bravo stavolta con un gioco di prestigio a far ripartire Parrell che va al tiro ma Moretti para e fa ripartire ancora, anzi no, è Ricordi che si trova la palla tra le braccia e consente così al Mantova di ripartire con Di Guida per Chitola ancora per Parrell, per un Cabeza che tenta una conclusione al volo con palla sbucciata, e Petrarca che riparte ancora con Dudu Costa per Alba per Del Pizzo per Urio, ancora Del Pizzo indietro per Alba che parte molto dalle retrovie questa sera per cercare spazio nella retroguardia virgiliana. Ancora Del Pizzo per Alba che avanza sulla sinistra, destro-sinistro, e Cabeza lo mette in fallo laterale dicendogli forse cerca di usare il piede abile. Riparte ancora il Petrarca con Del Pizzo dentro per Alba difende la palla, cerca un tunnel ai danni di Di Guida che invece è bravo a mettere ancora in fallo laterale. Sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio della seconda frazione e risultato sempre fermo sul 2-1 con Petrarca in questo momento che cerca l'affondo, ed è Cabeza che va all'1 contro 1 ancora con Del Pizzo, e Cabeza si fa beccare dalla signora Caradori di Roma 1 e Petrarca che usufruisce del primo fallo della seconda frazione di gioco. E ecco, ci prova ancora Urio, ma nel frattempo l'Eleco è entrato sul terreno di gioco. Mura il connazionale in rimessa laterale, lo stesso Urio che batterà per il numero 6 Del Pizzo dentro per Acco per Del Pizzo non controlla e consente al Mantova di guadagnare questo fallo laterale che Parrell va a riprendere. Cabeza adesso in questo momento, Cabeza per Trottolino, Parrell per Micheletto, Parrell che tenta l'imbucata per Cabeza che cerca incredibilmente la conclusione al volo e si salva Moretti sulla conclusione velenosa del numero 88 virgiliano. Corner di Micheletto al centro per Cabeza, ma non si capiscono i due, la palla finisce regalata visto che siamo a Natale al Petrarca. Adesso è Acco dentro per il numero 9, poi Urio per adesso manovra palla Shaker
Shaker ancora per Del Pizzo per cerca Urio, ma il Mantova riconquista palla e Cabeza che lotta e ci prova ancora incredibilmente Urio, alla palla viene murata ancora la difesa virgiliana, sempre Petrarca in fase d'attacco con il nuovo ed è Shaker dentro per Acco ancora per Del Pizzo manovra e scarica sulla destra per Urio guarda il piazzamento dei compagni, scambia tutto il campo, ancora Acco per Urio per Acco e è incredibile, un fallo diciamo un po' regalato dalla signora Carradori, incredibile, sembrava una danza classica e invece si è trasformata in un fallo. Cabeza se ne va in panchina indispettito, prova Capitan Leleco, ma si sa che quando i direttori di gara prendono un provvedimento sicuramente non possono, o meglio non vogliono, non smentiscono la loro decisione. Quindi Petrarca usufruisce di questa punizione da posizione veramente invitante sulla sinistra e ricordi che piazza la barriera e sulla palla abbiamo Urio, tenterà lo schema, sicuramente dall'altra parte sono pronti Del Pizzo e Acco ed è infatti il numero 15 Acco che cerca la conclusione, che finisce fuori specchio, così il Mantova può ripartire. Ricordi che ha qualche smorfia di dolore alle parti basse, forse un contrasto. Nel frattempo è Bueno che difende palla per Dimas prende palla per Leleco, Mantova che in questo momento avanza, Micheletto ancora, Micheletto trattenuto, è un fallo incredibile fallo e stavolta la signora Carradori prende un abbaglio e non fischia il fallo per il Mantova, una situazione che andava forse valutata diversamente. Nel frattempo Bueno per Dimas che Bueno trattenuto e giustamente c'è un cartellino giallo per Shaker che fa sentire a Bueno che oggi non è domenica e gli fa un regalino in pieno volto, così il Mantova trova questo calcio di punizione invitante da posizione centrale. Portiere Moretti del Petrarca predispone la barriera, sulla palla abbiamo Dimas, si allontana Leleco, il 7 Micheletto, Mantova che cercherà probabilmente rete su schema, anche se Dimas pare intenzionato a calciare, si prende una rincorsa di circa 10 metri, ci prova forse Dimas per Leleco calcia, è incredibile, è Del Pizzo che sulla linea allontana, uno schema forse troppo lento per il Mantova, però poteva forse ottenere qualcosa di più. Micheletto per Leleco, nel frattempo Leleco che imbuca per Bueno di testa, ma Moretti è attento e allontana, ma ricordi è bravo a far ripartire subito il Mantova con Micheletto per Leleco per Bueno per Dimas scambia con Bueno e Dimas non arriva, e forse il tocco un po' lungo, pesante di Bueno, e Petrarca con Del Pizzo che riparte, ma riconquista palla Chitola per Dimas guarda il piazzamento dei compagni, lavora la palla per Micheletto ancora per Dimas, anzi no, per Chitola per Bueno, ancora Chitola per Dimas, Mantova che fa fatica a trovare spazio tra la retroguardia del Petrarca, ottimamente piazzata e condotta da un Del Pizzo in formato gigante. Nel frattempo ci prova Dimas con Chitola che prende palla, Micheletto ancora prende la palla, viene attaccato da Cividini, ancora Chitola per Bueno che viene messo in calcio d'angolo da Dudu Costa, anzi no, in rimessa laterale, scusate, ed è Chitola rimessa laterale per Micheletto per Bueno, ma il Petrarca riparte con Alba, è un 2 contro 2, Alba ancora per Micheletto che riesce a spedire lontano questa palla pericolosa del Petrarca, sempre molto pericoloso il numero 7, lo spagnolo Alba, che sorride alla signora Carradori, probabilmente si stanno dando un appuntamento per il dopo partita, ma
ancora il Petrarca con Alba per ancora Alba, lo stesso Alba che aveva scambiato nel frattempo con Cividini. Alba che cerca un gioco di prestigio, ma Micheletto lo mura. Ancora Alba sulla palla e calcio di punizione per il Mantova per un intervento abbastanza irruento. Quindi è andato a monte anche l'invito a cena che Alba aveva fatto alla bellissima signora Carradori. Naturalmente scherziamo perché è giusto, è la conclusione di Dimash. Nel frattempo per Moretti ci piace sorridere e ironizzare un po' anche in questa partita, perché così è giusto che sia, con uno sport bellissimo come il futsal che fa appassionare centinaia di persone. Ecco ancora Alba che sembra il fulcro della manovra del Padova. Alba per Dudu Costa, ancora per Alba ancora per Urio per Alba per Dudu per Alba per Vitale che è rientrato sul terreno di gioco, inconfondibile, sembra Napo Orso Capo. Ancora Bueno che cerca di difendere la palla, ma Alba lo costringe in fallo laterale. Micheletto pronto alla battuta, la palla che vaga, direttore di gara che conta e Iuca Chitola fa ripartire il Mantova. Ancora Chitola per Bueno sta difendendo la palla, spalla alla porta, ancora per Salas che prova la conclusione e viene murata. Il tiro di Salas che nel rimpallo perde anche la rimessa con Dudu Costa e va ancora per Acco. Vitale per Acco ancora per Vitale. Bella la progressione del numero 12 del Petrarca con Urio che però non aggancia questo pallone invitante di Vitale, autore di una bella progressione. Andrà Salas per il Mantova a fare questa rimessa laterale. Salas per Dimash per Ricordi lungo per Chitola. La palla del portiere mantovano è sicuramente troppo lunga e ne approfitta ancora Acco per il Petrarca per far ripartire i suoi. Acco per Dudu per Shaker che lascia andare la palla e Mantova che usufruisce di una nuova rimessa laterale. Gioco che in questa seconda frazione di gioco è abbastanza spezzettato. D'altronde le squadre si temono. Petrarca è ben piazzato e il Mantova fa fatica a trovare spazi. Salas perde una palla sanguinosa al limite con Urio che incredibilmente si fa murare da Dimash che non le manda a dire a Salas e Ricordi che fa partire l'Eleco che calcia incredibilmente, un'occasione da mangiarsi le mani perché il Petrarca era ancora sbilanciato in avanti, stava ancora pensando all'occasione capitata sui piedi di Urio, ma l'Eleco si divora un'occasione ghiotta e il Petrarca riparte con Shaker per Acco, lancio lungo per Dudu, palla troppo profonda, sì, ed è Dudu Costa che non rispetta la distanza su rimessa laterale e si becca un giallo sacrosanto, come tutti in questi casi i direttori di gara estraggono, e sarà il Mantova che usufruisce di questo calcio di punizione. L'Eleco per Ricordi pronto a ripartire, Ricordi per Bueno per l'Eleco per Bueno per l'Eleco. Attenzione alla pressione del Petrarca che dopo 9 minuti della seconda frazione di gioco vede questa gara ancora con il Mantova in vantaggio per 2-1. Partita ancora in bilico con Dimash che calcia incredibilmente, un tiro bellissimo di Dimash su
passaggio invitante di Leleco che ha detto a Dimash provaci tu, ma Moretti la mette in corner e sarà Leleco sul calcio d'angolo a tentare lo schema per Bueno. Bueno ancora per Dimash, Dimash ci prova, respinto da Dudu Costa e palla ancora tra i piedi di Ricordi che farà ripartire il Mantova. Ricordi per Dimash, rischia tantissimo Ricordi con questo colpo, ma è forse un fallo fischiato a Leleco anzi no, sì, è un fallo fischiato al Mantova e quindi il Petrarca che può ripartire. Situazione falli ancora 3-2. Adesso è il Petrarca che ci prova a sfondare, ma Salas chiude bene Cividini e si prende anche, si guadagna anche il fallo laterale e fa ripartire per Chitola. Chitola guarda Dimash, Dimash cerca lo spazio, ma il Petrarca va ad aggredire ed è Bueno che difende palla. Bellissima la discesa di Bueno con Alba che fortunatamente tocca in rimessa laterale. Bueno si volava verso la porta di Moretti. Un Alba a tutto campo oggi per questo Petrarca che sfrutta le qualità ma il cuore del suo numero 7 che non muore mai. Ancora Dimash per Salas, Salas scambia ancora con Dimash, da Salas in posizione di centrale difensivo per Chitola, ancora Salas per Bueno sulla destra, Bueno cerca di avanzare, cerca di sfondare ma si trova di fronte ancora Alba, ancora Bueno per Dimash che è in posizione di laterale sinistro, Dimash si accentra ancora per Chitola, Chitola prova il tiro, anzi no, scambia ancora con Dimash, non trova spazio, Salas che arretra, Salas cerca di scambiare, Salas rischia tantissimo il Ciolo ed è costretto a rimettere in fallo laterale, ma che rischi che corre Salas su queste palle sanguinose che una volta perse possono veramente andare a pregiudicare. Ci prova intanto Cividini di tacco con Ricordi che si invola e lascia la sua porta sguarnita, rischiose queste uscite kamikaze del portiere mantovano, però fanno parte del suo repertorio. Nel frattempo rientra Di Guida che fa ripartire il Mantova. Mantova impreciso e Petrarca che è ben piazzato in campo. Partita in bilico, ricordiamo il parziale di 2-1 quando sono stati giocati circa 10 minuti e mezzo. E ancora Alba per Del Pizzo scambia con Shaker per Del Pizzo per Dudu Costa che tenta, anzi no, era Urio che tenta un improbabile pallonetto in profondità e Mantova che può ripartire con Di Guida per Salas per Chitola per Dimash per Cabeza nel frattempo che è rientrato sul terreno di gioco e ha preso il posto del Ciolo. Cabeza attaccato, Cabeza difende palla per Chitola per Dimash, si fa sportellate in campo, Chitola non trova spazi il Mantova, marcatura strettissima a uomo del Petrarca di Giampaolo, ancora Cabeza che difende palla, Dimash si propone, Chitola prende palla, ci prova sulla destra per Di Guida che cerca di accentrarsi, Di Guida dalla parte opposta per Cabeza che tenta, viene murato. Ancora Dimash che prova a scambiare con Chitola con Del Pizzo che va a pressare, lo stesso Alba che va in pressione, bello il colpo di tacco di Dimash per Cabeza, Di Guida, conclusione da dimenticare per il 14 Virgiliano e nel frattempo il Petrarca che riparte con incredibile Alba che buca le mani a Ricordi che non è esente da colpe su questa rete perché conclusione non fortissima anche se piazzata sul secondo palo e partita che si riporta in parità con un 2-2 firmato da parte del Mantova da Parel e Bueno. Rispondono Alba e Cividini per il Petrarca quando mancano 8 minuti alla conclusione di questo secondo tempo. È una partita estremamente equilibrata. Parel per Leleco per Cabeza
che viene murato da Del Pizzo. Cabeza che si conquista un fallo laterale. Petrarca che è riuscito a ripartire da una buona difesa e ha sfruttato queste ripartenze facendo male al Mantova. Quindi ancora Parrell all'interno per accentrare per Cabeza, e Cabeza viene deviato in calcio d'angolo da Del Pizzo. Ancora Leleco che andrà ad abbattere l'ennesimo tiro da corner per il Mantova. Leleco cerca lo schema in mezzo per Parrell che non aggancia, e nel frattempo riparte il Petrarca ancora con Urio per Del Pizzo. Del Pizzo deve arretrare ancora per Alba. Alba cerca l'1 contro 1 e perde il rimpallo. Sfortunato anche in questo caso il folletto spagnolo del Petrarca. Nel frattempo fallo cumulativo per il Mantova, segnato dal signor Minzione, anzi no, la signora Carradori, che ha fatto segno al collega. Quindi Mantova con 4 falli e Petrarca con 2, quando mancano 7 minuti e 30 da giocare. Leleco per Cabeza. In questo momento Cabeza prova la conclusione, ma Del Pizzo, gigrobo d'acciaio, che non molla un centimetro e ribatte Cabeza. Ancora Parrell ci prova dalla distanza, ancora Dudu Costa cerca di sorprendere Ricordi, che è attento e fa ripartire subito il Mantova con Di Guida. Di Guida, bella palla per Parrell dentro per Cabeza che viene sbilanciato. In questo momento ancora Alba, bella azione del Petrarca. Cabeza riconquista palla, fa ripartire Di Guida in questo sulla destra Di Guida, dentro per Parrell che viene murato dallo stesso Alba. Ancora Alba, incredibile. Palla per Leleco, dentro per Di Guida, calcio di Guida con un destro che finisce sopra la traversa e Sibila. Quindi situazione che non cambia, punteggio di 2-2. Mantova che deve provare queste accelerazioni, deve accelerare, perché sembra che la squadra visiliana ci sia un po' adeguata al ritmo basso del Petrarca, con un Alba che ancora a tutto campo fa ripartire i suoi. Ecco Acco ci prova Acco per Parrell che ribatte. La panchina del Petrarca chiede un fallo di mano, improbabile, perché il puffo virgiliano si è girato. Ancora Chitola in mezzo e svirgola Di Guida, difendendosi. Mantova in questo momento un po' in difficoltà sulla pressione del Petrarca, con Alba che giustamente dopo 14 minuti chiede il meritato riposo. Veramente l'uomo in più di questo Petrarca, il numero 7 spagnolo. Partita sontuosa la sua oggi, con Dudu Costa che fa ripartire i suoi. Dudu Costa ancora per Cividini per Dudu Costa, conquista palla ancora Chitola. Mantova che ci sembra un po' in questo momento in difficoltà sulla manovra ragionata del Petrarca, e ancora Dudu Costa che scambia con Shaker, nuovo acquisto del Petrarca. Ancora Acco, anche lui nuovo acquisto, tesserati, arruolati e fatti giocare i giocatori prelevati dal presidente Morlino. E Mantova che riparte con Parrell per Micheletto, per Cabeza che difende la palla, ancora per Parrell che si accentra ma non trova spazio. Iuca, è Chitola che ci prova per Micheletto è costretto ad arretrare molto, e Mantova che deve ripartire, ma Petrarca ancora ben piazzato che fa giocare Cabeza cerca di girarsi, si gira sull'uomo, sul sinistro, sul destro, ma perde palla e fa ripartire Shaker, anzi no, è Cividini che solo esce Ricordi. Cividini, troppa manna per lui forse. Ancora Cabeza che difende la palla, cerca di girarsi, Cabeza viene murato da Shaker che lo mette in calcio d'angolo. Mantova che si riaffaccia dalle parti di Moretti, con Parrell, calcio d'angolo per Cabeza mette giù la palla, ci prova a calciare, ancora Shaker che mura, è Chitola che rincorre la palla, la mette per Ricordi che guarda il piazzamento dei suoi e cerca un rilancio improbabile per Cabeza, con palla che finisce in fallo laterale e manovra che il Petrarca può far ripartire
quando mancano 5 minuti alla fine della seconda frazione di gioco e il risultato è fermo sul 2-2 con reti di Bueno e Parrell per il Mantova, mentre per il Petrarca ha risposto Alba e Cividini. Ancora in questo momento Parrell che ruba palla, tenta di mettere in mezzo per Bueno, ma Acco chiede il cambio gomme, anzi no, deve rifiatare il numero 15, probabilmente ha bisogno di un po' d'aria e si va a riaccomodare comodamente in panchina, riportando dentro, manco a dirlo, proprio lui, il numero 7 Alba. Forse neanche un minuto in panchina per Alba, veramente encomiabile, tanta qualità e tanto estro da parte del numero 7 di Casa Petrarca, ed è Parrell intanto che va sull'1 contro 1, ci prova Micheletto e viene murato. Ancora Chitola che cerca un scambio, Micheletto incredibile, non si capisce con Ricordi e consente al Petrarca di riguadagnare campo con Del Pizzo che andrà al fallo laterale con Urio al centro dell'area e Shaker che, anzi no, era lo stesso, sì, proprio Shaker che ha tentato una conclusione abbastanza improbabile. Nel frattempo Mantova che riparte con Micheletto, bella la palla in mezzo per Bueno, bello il cross, incredibile, Parrell atterrato da Moretti che sbaglia completamente il tempo, un rigore solare, un rigore plateale per il Mantova, ma si sa che i rigori a Mantova difficilmente li fischiano. C'è tanta nebbia in pianura padana e forse sarebbe meglio accendere i fendinebbia, perché questo era un rigore, signori, solare, sportivamente da ammettere che il penalty era sicuramente doveroso, ma l'arbitro si dimentica e fa finta di niente. Riparte il Mantova con Bueno in pressione, Parrell per Micheletto in posizione centrale, Micheletto ancora, perde palla, Leleco che riconquista la palla, attaccato da Del Pizzo, Ricordi per Parrell cerca di saltare l'uomo e Shaker mette fuori. Nel frattempo si riaccomoda Shaker e entra di nuovo Dudu Costa e Leleco per Micheletto per Leleco che cerca un'imbucata, ma è bravo Del Pizzo che ribatte Leleco, ma il Mantova ci prova ancora con Dimas la palla per Bueno, incredibile la mano incredibile in area per l'arbitro, anche stavolta non c'è nulla, murato completamente il pallone da parte di Del Pizzo che ci mette la manina santa come Maradona e allontana la palla, ma signori, però quando i rigori ci sono bisogna darli, non bisogna avere paura di darli. Fallo incredibile su Bueno, scontro con Maciste Del Pizzo che in questa gara ha fatto un po' come una ruspa, ha sollevato tutto quello che poteva, giocando tutta la partita a sportellate, e anche stavolta non si fa pregare per mandare Bueno in frigo a prendersi un Kinder. E infatti proprio Bueno che se ne va, lasciando lo spazio ancora a Cabeza che ritorna sul terreno di gioco, e siamo al 17° della seconda frazione. Intanto Mantova che ci riprova con Parrell all'interno per Cabeza, colpo di tacco incredibile, tutti in piedi signori, tutti in piedi, un gol eccezionale, un tacco incredibile di Cabeza che riporta avanti il Mantova, incredibile, tutto il Neolu in piedi, standing ovation per un gol eccezionale. Amanti di futsal, guardate che gol che ha fatto Cabeza,
una cosa eccezionale, un gesto tecnico veramente degno di essere riportato. Cabeza, un colpo di tacco che ha fatto veramente una cosa incredibile, un colpo di tacco da maestro, un colpo di tacco eccezionale. Mantova avanti per 3-2 con Cabeza, che segna una rete d'autore, una rete che lo stesso Moretti ha guardato con stupore ma anche con grande ammirazione per il pivot brasiliano che sta prendendo il palcoscenico con questo gol da antologia, un gol spaventoso, spettacolare. Ci voleva una magia per sbloccare questa partita, sicuramente partita in equilibrio e che vive di episodi, e questo è uno di quegli episodi che va ricordato e che ricordi proprio si ricorderà, perché Cabeza delizia la platea del Neolù con un colpo di tacco delizioso e la mette dentro per il 3-2 per il Mantova. Adesso con Petrarca subito in campo con il portiere di movimento quando mancano 2 minuti e 50 alla fine e Virgiliani avanti per 3-2, ma subito Alba per Dudu Costa e Urio cerca di allontanare la palla. Alba ancora Alba ci prova, contrastato da Parrell. Petrarca senza portiere con il quinto di movimento, è lo stesso Del Pizzo che oggi oltre a fare gigolo d'acciaio fa anche il portiere di movimento. È un instancabile Alba per Del Pizzo ancora in funzione di portiere di movimento, ancora per Urio per Del Pizzo, Urio ancora per Urio che cerca di bucare la retroguardia virgiliana, che si difende con Dimash, Parrell di guida e Chitola. Ancora Urio per Del Pizzo per Urio, prolungato possesso palla, Urio per Alba ancora, che cerca di metterla dentro per Del Pizzo e ancora Alba sulla palla, per Dudu Costa, Alba, Urio, Del Pizzo murato da Parrell e ancora Del Pizzo che fa ripartire il 9, Urio per Alba per Urio per Del Pizzo per Urio per Alba per Dudu Costa, ancora Alba per Urio, Alba ancora per Dudu Costa che si gira centro dell'area e calcia sull'esterno della rete. Ecco che il Mantova può così ripartire con Dimash per Parrell per Chitola per Parrell, calma. In questo momento il Mantova usa la calma. Ancora Dimash per Cabeza che conquista un fallo importantissimo ed è un giallo per il giocatore del Petrarca. Nel caso si va a parlottare con l'arbitro, ma l'ostruzione ai danni di Cabeza da parte di Urio è sacrosanta. Direttore di gara che allontana la barriera ai canonici 5 metri e Mantova che soffrisce di questo calcio di punizione con Dimash sulla sinistra. Dimash per Parrell per Dimash ancora per Parrell per Chitola che deve arretrare, Chitola perde palla ancora per Alba per Cabeza per Parrell che fa ripartire ancora Dimash che non arriva sulla palla e palla ancora in fallo laterale quando mancano 47 secondi alla fine delle ostilità qui al Neolù. Mantova in vantaggio per 3-2, ma Virgiliani in sofferenza con il Petrarca ancora con Del Pizzo, quinto di movimento per Alba ancora per Dudu Costa. Il capitano del Petrarca è costretto a difendere la palla ancora per Alba che cerca ancora Urio per Del Pizzo per Urio, 30 secondi ancora Urio per Alba per non va
la palla di Cividini, ecco che ci prova dalla distanza Chitola e Del Pizzo subito che fa ripartire Alba per Del Pizzo, 15 secondi, Del Pizzo per Parrell che riesce ad allontanare la palla di Cividini, chiama la sua squadra Parrell alla difesa, mister Giampaolo che esce dall'area tecnica, tutta la panchina del Petrarca in piedi e il signor Manzione dice alla panchina ospite di accomodarsi. Si riparte con Del Pizzo dentro con Parrell che mura, 10 secondi alla fine, ancora Dudu Costa, Murato, Dudu Costa per Urio Murato, 3 secondi alla fine, la palla è per il Petrarca. Saranno 3 secondi al cardiopalma con Dudu Costa che è dentro per Cividini, ci prova e allontana Chitola, praticamente sono 8 i secondi con Chitola e finisce qui con Mantova che batte senza fatica questo Petrarca, veramente ben messo in campo da mister Giampaolo. C'è stato da soffrire oggi per il Mantova, sofferenza ma partita intensa, partita giocata benissimo dal Petrarca che si è presentato a Mantova con i 2 nuovi acquisti Shaker e Acco e che sicuramente ha fatto una grande partita. Ci è voluta una magia di Cabeza per risolverla e per dare i 3 punti al Mantova che in questo momento sale a quota 20 in classifica, portandosi prepotentemente in zona playoff, e Petrarca che deve invece ancora sottostare ad una sconfitta nonostante l'ottima prova, perché oggi veramente il Petrarca ha fatto un'ottima gara e Mantova che è riuscito a vincere solo ad una magia di Cabeza. Squadre che salutano, partita che finisce qui, ricordiamo il parziale 3-2 per il Mantova, a rete di Bueno, Parrell e la magia di Cabeza, mentre per il Petrarca ci hanno pensato Cividini e